Bergamaschi, allenati da Elio Gostinetti, hanno battuto il Vicenza per 2-1. Apre le marcature per l'Albinoleffe Carobbio, pareggio veneto firmato da Svok, gol partita per i lombardi messo a segno da Bonazzi nella ripresa. Prosegue Lazetic col sinistro lì nell'angolino dove Avramov forse poteva fare qualcosa, ma insomma questo è 3-1. Seconda rete stagionale per l'italo tedesco Gemiti, ma non è finita qui, che Vicenza prova a rendere meno amara la sua sconfitta. Intanto il presidente Preziosi sta correndo sotto la Nord. Qui vediamo intanto la parata da parte di Scarpi sul colpo di testa di Stefan Svok. Ancora il colpo di testa e poi il rigore del 4-1 firmato da Milito. Eccolo qui il rigore di Milito, la sua quinta rete stagionale. Milito che poi non si accontenta, questo è il colpo di tacco per Gemiti, ancora Milito che vorrebbe segnare su azione, qui viene fermato dall'intervento di Tiello e Bolic. Ancora Vicenza in difficoltà, Milito che sfiora il quinto gol, poi arriva la splendida rete di Zanoletti per il 4-2 già nei minuti di recupero, e poi ancora Makiwa per il 5-2 finale. Altra cinquina dunque per il Genoa a Marassi dopo quelli firmati contro la Salernitana con la capriola di Makiwa. Eccolo qui il presidente Preziosi. Ad evitare il peggio. 5 minuti dopo la risposta del Pescara, oggi maglia gialla, bel diagonale di Job su cui si distende Avramov. Per 20 minuti poi, come detto, prevale la noia, finché alla mezz'ora un lampo di classe illumina il grigiore del match. Vola in plastica rovesciata Svok, palla indirizzata sotto la traversa, Brivio alza in angolo. Chiusura di primo tempo, insiste il Vicenza, prova Moscardi dalla distanza, palla al lato, ma Moscardi nello scontro rimedia un colpo al volto, arcata sopraccigliare che sanguina, rientrerà 3 minuti dopo esibendo una evidente fasciatura. Col montaggio di Fabrizio Cicconi possiamo passare alla ripresa, smette di piovere, spunta anche il sole. Pescara pericoloso in apertura, bello spunto di Job tra i più attivi degli ospiti, respinge Avramov, poi Calaiò è in fuorigioco. Buon momento per il Pescara, un po' preoccupato Viscidi. Poco dopo ancora Job al volo respinge provvidenzialmente la difesa. E allora il Vicenza si rivede in avanti con una conclusione dalla distanza di Bonanni, palla che termina alta, bello comunque il suo sinistro. Poi nel finale la grande occasione ospite, bel numero di Mussi, 3 attaccanti davanti ad Avramov che riesce a salvarsi, poi palla fuori, prova Minopoli ma manda alto. Finisce così 0-0 con i giocatori del Pescara che vanno a ricevere e a ricambiare gli applausi dei propri tifosi. Linea di nuovo a Paola Ferrari. Iniziamo dal primo tempo, dal clamoroso errore di Indiveri, l'1-0 del Vicenza, cross dell'ex Vitiello, palla lunga anche abbastanza lenta, Indiveri sbaglia il tempo dell'uscita, si fa scavalcare dal pallone ed è il vantaggio per gli ospiti al 26esimo del primo tempo. Qui siamo nella ripresa, azione numero splendido di Svok che beve Rinaudo, va alla conclusione, Indiveri tocca ma non trattiene e arriva sul secondo palo, ancora lui,
Roberto Vitiello al 21esimo della ripresa per la doppietta personale proprio nello stadio che è stato il suo. Poi calcio di rigore realizzato al 33esimo da Massimo Margiotta per un fallo di Ambrogioni sullo stesso attaccante della nazionale venezuelana, che poi festeggia così il gol. E infine al 40esimo il gol della bandiera del Cesena, tiro sporco di Piccoli, sulla cui traiettoria si inserisce il bomber di casa Simone Cavalli, che fa l'1-3 definitivo, portando comunque a 6 il bottino delle sue segnature in queste 8 giornate di Serie B. Sport 1, comunque adesso andiamo al riassunto. Il Venezia dei tanti sudamericani e comunque dei tanti stranieri, qui Miramontes, il suo sinistro impegna Avramov, portiere del Vicenza. Poi calcio d'angolo, Gonzales, il giocatore oggi deputato a sostituire Swok al centro dell'attacco vicentino. Qui fa un bel colpo di testa, ma per sua sfortuna e per quella del Vicenza all'interno della sua porta. Clamoroso l'autogol di Gonzales. Da qui in avanti sarà soprattutto Vicenza alla ricerca del pareggio, una serie di conclusioni, di azioni dalla distanza. Questo è il sinistro di Bonanni. Qualche preoccupazione per Viscidi, che già nel precedente anticipo giocato contro il Piacenza aveva chiuso il primo tempo sotto di 1-0, poi finendo per vincere largamente 4-2. Ancora Bonanni, gran sinistro, pallone che attraversa tutto lo specchio dinanzi alla porta. Ancora Vicenza, qui Bonanni, schema su calcio di punizione, poi un tocco di Margiotta, probabilmente con pallone che finisce in fallo di fondo. Pressando molto alto, ha messo in difficoltà inizialmente nei primi 10 minuti il Vicenza, ha trovato anche con un po' di fortuna il gol, il vantaggio, adesso si è arroccato un po' troppo dietro, ha rischiato un po'. Dovrebbe portare il baricentro un po' più alto. Direi gran gol, purtroppo. Sì, però c'è il vantaggio del Vicenza, parte in posizione regolare Gonzales. Anche l'Ascoli merita la copertina, la battuta a vuoto di Piacenza è già cancellata. Il terzo posto, sia pure in coabitazione col Torino, fa tornare alla mente gli antichi fasti dell'epoca Rozzi. Anche in questa sfida, doppio sigillo per uno stesso giocatore, Bucchi alla 6ª segnatura stagionale. Vediamo subito l'inizio, questo è il primo gol, il cross di sinistro di Bonanni, ed eccolo qui, arriva di testa Stefan Svok, lasciato colpevolmente solo dalla difesa del Catanzaro. Di testa la sua battuta, esulta Stefan Svok. Il rigore questo causato da un fallo di grava proprio sull'attaccante del Catanzaro. Rivediamo la battuta tranquilla. Stefan Svok che spiazza il portiere del Catanzaro e va ad esultare. Terzo gol, Margiotta che entra in area, questo è il terzo gol stagionale per Massimo Margiotta, il suo destro, ancora una volta solo l'attaccante del Vicenza, non ci arriva Manitta. Gol che praticamente mette al sigillo al match, anche se poi poco dopo ne arriva un altro. È sempre Margiotta ad entrare in area, ancora una volta solo. Bonomi a almeno 1,5 metri da lui, il destro ad incrociare sempre da quella posizione. Ancora una volta battuto Manitta per un 4-0 che non lascia scampo alla formazione di Gigi Cagni. I 5 gol di questo match, eccoli velocemente. Questo è l'ultimo, palla di Margiotta, l'assist dell'attaccante di Maracaibo per il destro di Stefan Svok, non ci arriva Manitta. È il gol questo del 5-0. Perugia Vicenza 2-0, Salernitana Cesena 6-1, Ternana Piacenza 0-1, Torino Venezia 1-1, Treviso Verona 1-0, Triestina Bari 0-0. A terzo con 2 punti in meno è il Torino, che precede Perugia e Piacenza. A 21 c'è l'Ascoli davanti al Verona. In coda la Salernitana è sempre ultima, ma si avvicina alle altre squadre che lottano per non retrocedere. Campionato per il Perugia di Colantuono. Resiste un tempo al Curi il Vicenza, poi Di Loreto di testa e Do Prado, dopo un'azione tutta brasiliana con Ferreira Pinto, mettono al sicuro i 3 punti degli Umbri, oggi quarti in classifica.
quanto accaduto in questa gara. Ecco, arrivano le immagini con l'ingresso in campo delle due squadre, l'arbitro squillace e qui la stretta di mano fra i protagonisti del match, un match che ha riservato, ripetiamo, parecchie emozioni. In avanti subito la Salernitana con Palladino sul suo tiro cross, la respinta di Avramov, qui il Vicenza a rendersi pericoloso, un'azione piuttosto strana con Gonzalez che colpisce forse di mano, e dall'altra parte invece la grande volley col destro di Ferrarese che sblocca il risultato al 23esimo, l'1-0 di Ferrarese, al terzo gol in questo campionato, lasciato solo ai difensori del Vicenza. Ferrarese fa valere il suo destro micidiale, pallone che davvero trafigge Avramov senza scampo, poi la risposta del Vicenza è sui piedi di Swok che non riesce a centrare la porta nonostante questo diagonale molto insidioso. Poi Swok uscirà per un problema all'inguine. Nella ripresa la Salernitana cerca subito di chiudere il conto, qui Zaniolo toglie palla praticamente al compagno di squadra Bombardini, dall'altra parte Margiotta si fa vivo, c'è la respinta di Botticelli, è un campanello d'allarme perché praticamente nell'azione successiva cross di Cherubini e gran sinistro di Bonanni per il gol dell'1-1 per Bonanni, il terzo gol in questo campionato. Bello il cross di Cherubini, ma spettacolare il sinistro di Bonanni, niente da fare per Botticella. E ricordiamo, il Vicenza ha cominciato il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Cristallini. Si scatena a questo punto Bombardini, c'è la parata su Benjamin di Avramov, ma sulla respinta si fa trovare come un falco Zaniolo che firma il gol del 2-1. Rivediamo la grande azione di Bombardini, la prima conclusione di Benjamin, la respinta di Avramov e Zaniolo che da rapinatore d'area di rigore riesce a siglare il gol del 2-1. Ancora un replay da altra angolazione per apprezzare il gesto di Zaniolo che nonostante la pressione di un avversario insacca alle spalle di Avramov. E il gol che riporta la Salernitana in vantaggio e praticamente spiana la strada ai campani verso il terzo successo consecutivo in questo campionato. Ancora Bombardini, sempre lui, il cross, prima Borgobello, poi Benjamin, due volte in mezza girata, niente da fare, poi qui il brivido finale per Botticella, questa traiettoria di Margiotta insidiosissima, pallone che stava per sorprendere il portiere campano. Poi Gonzalez nei minuti di recupero riesce a liberarsi ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Ancora Bombardini, Benjamin si gira, resiste a Paganini e poi insacca alle spalle di Avramov per il gol del 3-1. Qui l'esultanza del giocatore nigeriano che si toglie la maglia, verrà anche ammonito, ma evidentemente questo gol vale più di una munizione. Rivediamo ancora la stoccata vincente, è sempre lui Bombardini ad assistere i compagni, strepitosa prova di Bombardini da parte di Ferrarese dall'altra e poi i gol pesantissimi di Zaniolo e di Benjamin al secondo gol in questo campionato. Salernitana capolista il Genoa, 2 vittorie esterne, 2-0-0 in attesa del posticipo Triestina-Piacenza. Questa la nuova classifica, in testa più 2 degli uomini di Cosmi all'Empoli. I toscani perdono a Vicenza al 23esimo, i vicentini passano in vantaggio, calcio d'angolo e sulla respinta Bonanni batte il portiere Balli. Il pari dei toscani al 41esimo con una bella azione personale dell'ex Lodi che da fuori aria batte Avramov. Nel secondo tempo Vicentini in attacco e al 14esimo il gol della vittoria del centrocampista Crovari. Il Perugia che travolge il Catanzaro. Giocata appunto venerdì 1-1, Crotone-Treviso è il posticipo di domani, Empoli-Catania 0-0, Modena-Vicenza 2-1, Perugia-Verona 0-2, Pescara-Ascoli 0-2, Piacenza-Bari 1-1, Salernitana-Arezzo 2-0, Ternana-Binoleffe 1-0, Torino-Catanzaro 3-0, Venezia-Triestina 1-2. Le immagini più parti vi avevo già annunciato, che vede sempre il Genoa in testa con 36 punti, seguito dall'Empoli con 34, Torino 31, Perugia 29, Verona, Piacenza e Ascoli 26, Triestina 23, Vicenza, Treviso, Salernitana e Catania 22, Arezzo, Albinoleffe e Cesena 21, Ternana 20, Modena 19, Pescara 18, Bari 17, Catanzaro 16, Venezia e Crotone 14. Vincente vittoria del Modena sul Vicenza nelle zone calde della classifica. A 10 minuti dal termine passa in svantaggio con questo bel gol dalla distanza di Moscardi. Ma nel giro di 9 minuti, prima Sommese e poi Fabbrini, con un ottimo stacco di testa, ribaltano il risultato, permettendo così ai gialloblu di conquistare il sest'ultimo posto a 19 punti.
Anche per l'Ascoli vittoria della Serie B che vede il Genoa a 39 punti, 5 punti di vantaggio sulla coppia Empoli e Torino a 34, Perugia a 32, Verona a 29, Treviso, Ascoli e Piacenza a 26, Catania a 25, Albino Leffe a 24, Triestina a 23, Vicenza, Salernitana a 22, Arezzo, Cesena e Ternana a 21, Modena a 20, Pescara a 19, Bari e Crotone 18, Catanzaro 16, Venezia 14. Allora vediamo insieme. 5-3 il derby con il Vicenza, che però mette i brividi alla squadra di Ficcadenti. Bonanni realizza il 21esimo del primo tempo e nella ripresa dopo 50 secondi dal fischio d'avvio. Si sveglia il Verona al 7°, accorcia le distanze Gervasoni, il pareggio al 15° merito di Junco. Viscidi, che intravedeva il 100° successo da tecnico professionista, è deluso, può invece festeggiare con il gol la sua 200ª maglia giallo-blu italiano. È il 22°, 5 minuti più tardi il diagonale di Bogdani potrebbe significare la tranquillità, ma Rigoni al 34°, dopo una caparbia azione di Gonzales che ruba palla agli avversari, porta il risultato sul 4-3. Al 41° Schwock va in rete, potrebbe essere il pareggio, ma la bandierina dell'assistente dell'arbitro Cruciani dice no. Al 4° minuto di recupero Bogdani fissa con la sua doppietta il risultato sul 5-3. Vittoria dopo 8 turni di digiuno. Il Genoa di Cosmi, appena 21 le reti realizzate, questi risultati e questa la nuova classifica in attesa del posticipo Piacenza-Verona. E su queste immagini che andiamo a vedere con Alessandro Tiberti. Continua il calo del Vicenza, che pareggia con l'Arezzo, autorete di Gentile al 10° del primo tempo, e al primo della ripresa il pareggio toscano di Spinesi. Stesso pareggio del pari del Genoa, 2 vittorie esterne come vediamo nel cartello per Cesena e Pescara, ben 4-1-1 in classifica. Il Genoa comunque sempre più 8 per il momento sul Perugia, poi Verona, Empoli, Torino e Ascoli a quota 36, chiude il Venezia a 15, solo 15 le reti realizzate. Finisce 1-1 Ternana-Vicenza, ospiti avanti al secondo della ripresa con Cherubini per un gol che rinfrange la solidità difensiva umbra. Immediata però la risposta della squadra di Brini, 7 minuti più tardi è Frick infatti a riportare il risultato in parità, stessi punti di Ternana e Dall'altra parte della classifica risalta il pareggio tra Vicenza e Catania, X che mancava da mezzo secolo. Finisce 2-2, Veneti in vantaggio grazie a Margiotta, fine primo tempo e immediato pari dei siciliani con Caserta. Nella ripresa ancora Margiotta al 10° e Mariniello per il Catania 10 minuti dopo. Si riferiscono già al secondo tempo con il tiro di Moscardi dai 35 metri, Mirante si salva e poi palla termina sul palo. La risposta del capitano Porchia, palla parata da Sterchele e poi un pallone vagante in aria pericolosissimo e questo è il gol. Guardate Vitiello che nonostante non è che sia un giocatore particolarmente alto, riesce a svettare più in alto di tutti, in particolare di Concò che era in marcatura su di lui, e deposita la palla in rete. Qui il duetto, definiamolo così, fra Vanoli e Foggia, entrambi saranno espulsi dal direttore di gara Airoldi. Allora il Vicenza che cosa fa? Si chiude in difesa, fa sfogare il Crotone e cerca di colpire in contropiede, però il Crotone ci prova ancora una volta con Concò, la palla viene ribattuta e termina in calcio d'angolo e quindi un nuovo tentativo di Moscardi dalla distanza. Vanteggiato alla fine, prova di impensierire il portiere Sterchele ma il pallone si perde alto sulla traversa. Dunque questo è il riassunto statistico del Piacenza batte Modena 1-0, Ternana ed Empoli 1-1, Treviso batte Perugia 1-0, Triestina batte Salernitana 1-0 e Verona batte Venezia 1-0. Una sola vittoria esterna, quella del Vicenza sul terreno del Crotone. La classifica vede al comando il Genoa con 49 punti, al secondo posto 4 squadre, Verona, Empoli, Torino e Treviso a 41, Perugia poi a 40, quindi Ascoli 37, Piacenza 35, Albino Leffe e Cesena 34, poi Catania e Vicenza 31, Ternana 30, Arezzo, Bari e Modena 28, Triestina e Pescara 27, quart'ultima la Salernitana 24, terzultimo il Catanzaro con 21, chiudono Crotone 20 e Venezia 18 punti. Una Serie B che si riproporrà nel turno del prossimo weekend con queste partite. Arezzo da voi e iniziamo subito con il secondo tempo, dove sono volute ovviamente le cose migliori. Questo è il tiro cross di Mariniello che dopo appena 18 secondi
nella ripresa regala il primo gol, il vantaggio al Pescara. Lo stiamo rivedendo, probabilmente Mariniello da come era posizionato il suo piede voleva crossare, e poi il secondo gol nasce da questa svirgolata di Garzon con Pomante che poi va all'imbeccata precisa per Giampaolo e il suo colpo di testa con pallone che rimbalza, Sterkele fermo che non riesce ad impedire il gol del raddoppio di Federico Giampaolo, il terzo nella circostanza in questo campionato. Quindi i primi 2 gol del Pescara sono nati ovviamente da 2 situazioni anche piuttosto fortunose, ma il Pescara ha ampiamente legittimato tutto quanto. Qui invece poteva esserci sicuramente un calcio di rigore a favore del Pescara per l'intervento su Mariniello, ma nel seguire dell'azione poi c'è stato il gran tiro di Lonero per il gol del 3-0 e poi la perla finale di Giampaolo con il suo destro a rientrare, una vera e propria palombella. Importante posticipo Treviso-Genoa alla capoclassifica, solo l'Empoli vince goleada al Venezia, pari interni per Torino e Perugia, dopo il Bari in anticipo l'altro pari si registra ad Arezzo nell'esordio di Marco Tardelli, 2 vittorie esterne per Piacenza e Albino Leffe, in classifica Genoa, Empoli, poi Perugia e Torino, quindi il Verona chiudono sempre più staccate Venezia e Catanzaro a 22, 29 reti. Pioggia di reti anche a Vicenza, 4-1 al Cesena, con i bianconeri addirittura in vantaggio al primo minuto con Confalone, dopo è solo Vicenza. Prima il pari di Gonzalez, poi nel secondo tempo tocca al solito Svok, al promettente centrocampista Biondini e a una vecchia conoscenza come Vanoli. Il Venezia batte 2-0 il Vicenza, il primo gol di brasiliano Anderson di testa e il raddoppio di Massimiliano Esposito con un bellissimo collo esterno destro. 2-0 Venezia. Andiamo a vedere la classifica, il Genoa sale a quota 56 e torna a più 5 dall'Empoli, staccando Perugia, Treviso e Torino. Bel passo avanti dell'Ascoli che sale invece a 45 punti e scavalca il Piacenza fermo a 43. In coda punti preziosi per la Salernitana che aggancia momentaneamente la... Perlomeno per quanto riguarda la fase d'attacco, Somma che ha rinunciato a Gasparetto schierando Tavano unica punta pura. Qui la più grande occasione prima di quella della prima mezz'ora con Ficini, lo scontro con Sterkele sull'iniziativa di Vannucchi che è partito a centrale, poi si è spostato, è partito a sinistra, poi si è spostato centrale scambiandosi la posizione con Almiron. Vannucchi molto intraprendente, qui è andato alla conclusione su calcio di punizione con palla oltre la traversa. Il Vicenza si è presentato come da previsione con una sola punta Margiotta, qui abbiamo visto una sua conclusione, grande lavoro per l'attaccante venezuelano che ha dovuto fare un po' reparto da solo come si dice in questi casi, ma grande lavoro soprattutto per Tavano che qui ha avuto una grande idea. Siamo al 36esimo, palla indietro per Lodi che va con il sinistro, Sterkele si salva e poi la grandissima occasione per Vannucchi che però non riesce a ribadire in rete, davvero da un passo si salva Vitiello, poi il tentativo di Zanetti con la presa ancora di Sterkele, qui ancora il portiere del Vicenza protagonista su una punizione di Almiron e poi proprio nel minuto conclusivo del primo tempo Bonanni partendo da destra si è accentrato, gli ha concesso qualche metro di troppo segnati in questa giornata. La regia ha già fatto partire i riflessi filmati con le migliori azioni di questa partita. Qui un'occasione per Ficini, Empoli che si è affidato molto agli inserimenti dei centrocampisti, anche perché Somma, sorprendendo un po' tutti, ha rinunciato a Gasparetto giocando con Tavano punta centrale, con a turno Vannucchi e Almiron alle sue spalle. Qui ci prova Boucher, il Vicenza che ha piazzato Moscardi davanti alla difesa e Margiotta unica punta, ha imbrigliato la manovra avversaria e di tanto in tanto si è anche affacciato dalle parti di Balli come in questo caso con Margiotta che ha fatto un gran lavoro dando spesso una mano anche ai propri compagni in difesa. Vannucchi ha cercato partendo quando da sinistra, quando da destra, quando centralmente di ispirare l'attacco dell'Empoli. La più grande occasione è arrivata proprio sui piedi di Vannucchi che non è riuscito però dopo una bella parata di Sterkele su conclusione di Lodi a mettere dentro il pallone dell'1-0. Si era nel finale del primo tempo, qui ancora una presa facile da parte di Sterkele che poi è un po' indeciso su questo destro di Almiron, si salva poi in extremis, era pronto Pratali. Siamo proprio alla fine del primo tempo, quando però mancavano una manciata di secondi al fischio di Nucini è arrivato questo capolavoro di Bonanni e il gol del vantaggio proprio al 45esimo da parte del Vicenza. Chiave tattica scontata nel secondo tempo con l'Empoli ad attaccare e il Vicenza a contenere. Qui una colossale occasione ancora per Bonanni, provvidenziale la deviazione di Pratali, palla che sibila a un passo dal palo di sinistra della porta dell'Empoli. Tavano ancora
sempre complicato per lui girarsi e andare al tiro, allora prova le sponde indietro qui Almiron, che è stato però molto impreciso il giocatore argentino. Vannucchi, come vedete, è partito anche da destra, qui una sua conclusione viene parata senza grossi problemi da Sterkel. Poi sono arrivati anche i cambi con l'ingresso prima di Nonvete, che poi è dovuto uscire per infortunio, poi di Gasparetto, e qui l'episodio che cambia la partita. Questo rigore con un sospetto fallo di mano di Vannucchi e molti dubbi sull'eventuale fallo di Paganin, che intanto era entrato al posto dell'espulso Pesoli, e l'Empoli con un uomo in più trova il gol del pareggio con il rigore, il nono rigore per Tavano, la rete numero 17, poi arriverà anche la rete numero 18, il 10° penalty per Tavano. L'Empoli è ripartito subito naturalmente con un uomo in più dopo il pareggio e ha trovato poi su un rigore che era un po' più evidente per un fallo su Almiron. A 2-2 anche a Vicenza, tra Vicenza e Modena. Il primo gol è splendido di Campedelli, pareggia Fissore per il Vicenza, esulta il difensore del Vicenza, ma poi è costretta a inseguire ancora la squadra di Viscidi, perché Tisci segna un grandissimo gol, non bello quanto la punizione di Cristallini, che fissa il punteggio sul 2-2. 1-0. Questa è la classifica che già con Stefano Nava e Mario Sconcerti stavamo commentando. Chiaramente l'aspetto più macroscopico è l'Empoli che si porta una sola lunghezza dal Genoa, però ci sono altri temi da analizzare questa sera, Stefano. Si sono mosse le tre squadre d'attacco, si è creata una piccola crepa, naturalmente un terzetto praticamente in fuga, ovviamente ci saranno due, come sapete, i posti per la Serie A, e poi anche una piccola crepa nel 4 del fondo classifica. L'Arezzo si è staccato un attimo, pur protagonista di una partita dignitosa, importante e sfortunata, e la Triestina si stacca per quel tanto, aspettando naturalmente la Salernitana domani sera. Mario, vuoi aggiungere? Delle occasioni in questo secondo tempo. Questo è il cross di Vitiello con sbocchi in aria che non riesce a trovare la deviazione vincente da una buona posizione, e il Verona che ha costruito poco. Qui ci prova con il cross da parte di Dossena, che si rivela poi una sorta quasi di tiro. Forse la grande occasione da rivedere è soprattutto il colpo di testa nel finale con la parata di Pegolo su Svok. Prima diamo uno sguardo a tutti i risultati. Appunto sono finali: Catanzaro Treviso 1-4, Cesena Ascoli 1-2, 0-0 il big match tra Empoli e Genoa, 0-0 anche tra Modena e Bari, 1-0 del Perugia sull'Arezzo, 1-1 Pescara Ternana e Piacenza Albino Lef, vittorie per 1-0 di Salernitana e Torino su Catania e Triestina, e pareggi appunto di Venezia e Crotone, e qui allo stadio Menti tra il Vicenza e il Verona. Vicenza dunque sale a quota 47, 3 punti di vantaggio su Arezzo e Triestina. Il Verona rimane a 56, va a 56 punti, ma rimane ad un punto dal Modena, ma a 3 dall'Ascoli, che è al sesto posto, è dunque l'ultima squadra in questo momento a fare i playoff. Se finisse il campionato sarebbero i playoff Torino, Ascoli e Perugia Treviso. Spareggio invece finale in coda tra Arezzo e Triestina. Dunque un punto, potevano essere 3 se questo colpo di testa di Margiotta fosse entrato. C'era però quell'altra occasione nel finale proprio con il colpo di testa di Svok parato da Pegolo. Forse faremo a tempo a rivederlo, mentre i tifosi del Verona con le loro bandiere si apprestano a tornare a pochi chilometri da qui, visto che la distanza tra Vicenza e Verona è davvero minima, circa una sessantina di chilometri. Il Verona dunque giocherà sabato contro la Salernitana, il Vicenza a Trieste, 2 partite ormai importanti. Siamo al termine della stagione, sarà la 40ª giornata di 42 turni di campionato, dunque ne mancano 3 alla fine di un campionato di Serie B come sempre molto affascinante, molto emozionante. Forze dell'ordine, vedete inquadrate, che non hanno avuto molte difficoltà per mantenere comunque una sostanziale tranquillità e serenità sugli spalti. Forse i migliori in campo sono stati proprio i tifosi in questo derby, hanno mantenuto una grandissima correttezza, una grandissima civiltà e hanno trasformato questo derby tra Vicenza e Verona comunque in una bella festa. Alla fine è mancato il gol da una parte e dall'altra, un punto che comunque mantiene, insomma, soprattutto il Vicenza comunque in una situazione di classifica tutto sommato abbastanza tranquilla dopo le sconfitte di Arezzo e Triestina.
Qui stiamo rivedendo ancora un'occasione per il Vicenza. Direi che è tutto qui dello Stadio Menti. Tra poco in Sky Calcio Show con Fabio Guadagnini, anche i protagonisti, gli allenatori, dagli spogliatoi, dai nostri microfoni. Dunque restate con noi per continuare il derby. Batte Venezia 1-0, Perugia batte Ascoli 1-0 in trasferta, 1-1 tra Bari e Pescara. Successo del Modena sul campo del Catania, come detto, per 1-0, successo del Crotone sul proprio terreno sul Piacenza sempre per 1-0, 3-1 del Genoa sul Catanzaro, 1-1 tra Ternana e Torino. L'Empoli batte il Treviso a Treviso 1-0, 1-1 tra Triestina Vicenza e Verona Salernitana. Andiamo subito allora con la carrellata dei gol, cominciando che si è decisa proprio nei minuti finali, quella tra Triestina e Vicenza 1-1. La Triestina va in vantaggio con Godeas. Siamo al 26esimo, ma poi Margiotta proprio allo scadere trafigge Campagnolo con questo gran calcio di punizione. Successo molto importante un pareggio molto importante per il Vicenza, che inguaia la Triestina in qualche modo, come evidenzia anche la nostra classifica nella parte bassa. Allora la notizia è che aritmeticamente il Perugia accede ai play-off con il Torino a 68, ormai quasi in Serie A, Empoli e Genoa, e sempre evidenziate in giallo Treviso e Modena ai play-off. Vi ricordo che il regolamento prevede che la terza affronti la sesta, quindi in questo caso il Torino affronterebbe il Modena, e la quarta la quinta, con il vantaggio di giocare la prima in trasferta. Nel caso di doppio pareggio ovviamente prevale quella che è più in alto in classifica. Situazione davvero ingarbugliata in coda, in questo momento sarebbero retrocesse Crotone, Venezia e Catanzaro, andrebbero a spareggiare Pescara e Triestina. Allora, io ho parlato prima di 3 notizie, o meglio di Perugia che incassa i 3 punti. 3-0 da parte dell'Arezzo sul Vicenza con arbitro Airoldi. Al 9° minuto Elvis Abruscato realizza nell'area piccola dopo una precedente conclusione. Poi, dicevo, nel corso del secondo tempo si infiamma la partita nel finale con il gol di Jonathan Spinesi, il suo 21esimo stagionale per il 2-0. Siamo al 41esimo, poi già c'era stata l'espulsione di Pesoli del Vicenza, avrà espulso anche Cristallini, e l'Arezzo con 2 uomini in più trova un altro contropiede con Spinesi per il suo 22esimo. Anche da parte nostra Marco Rigoni, effettivamente la curva triestina la stiamo vedendo, è abbastanza spettacolare in questa fase da vedere, c'è grande gioia e speranza per il ritorno. Sul fronte veneto i tanti tifosi che sono venuti fin qui hanno visto una squadra che ha lottato, Gagliarda che ha dato comunque del filo da torcere, che può ancora giocarsi le sue chance nella gara di ritorno. Credo che possiamo vedere le azioni principali prima di chiudere. Andiamo allora insieme proprio a rivederle, sono state tante, si pensava a una partita più bloccata, una partita dove la tensione insomma avrebbe giocato un ruolo da protagonista, invece stiamo rivedendo proprio il gol che ha sbloccato il match. Rigoni inventa, Tulli qui è bravissimo, Bolic un po' ingenuo, l'abbiamo già sottolineato, arriva il gol di Tulli, il suo 6° gol stagionale, forse quello più importante, che ha messo un po' in discesa il cammino della squadra di Tesser. Abbiamo riapprezzato un po' da tutte le varie angolazioni la bella giocata di Tulli e l'ottimo invito da parte di Rigoni. Nel secondo tempo il Vicenza ha provato comunque a replicare, c'è stata sicuramente l'espulsione che ha condizionato un po' la squadra di Viscidi, qui un errore di Parola che stava per costar caro la squadra di casa, poi non è riuscito Drasek a concludere, complicandosi anche lui la vita nel contrasto con Margiotta. Triestina che con Rigoni ha trovato il gol del 2-0, bellissimo per Fattura, destro tutt'altro che facile al 10° minuto, e la grande soddisfazione, abbiamo ricordato, di questo talento che speriamo il calcio italiano abbia ritrovato, perché come sottolineava Filippo Galli ancora tutto il tempo davanti a sé, vista insomma l'età, assolutamente può regalare tante stagioni importanti. Il gol del 2-0, la grande gioia di Tesser che scarica un po' anche la sua tensione. Poi il momento decisivo poteva diventarlo la seconda ammonizione di Crovari, che era già sul punto di essere sostituito, non ha fatto il tempo. Sicuramente ci voleva un po' più di attenzione da parte dello stesso Crovari, e purtroppo arriva tardi, e giusta anche, ci sta anche la punizione. A questo punto l'occasionissima per Godeas con Sterchele, che mette veramente la firma sulle speranze di salvezza del Vicenza. Era il momento peggiore per la squadra veneta, poi con il solo Suoc è entrato nella ripresa in avanti a cercare di creare lo scompiglio. Qui un tentativo offensivo con poi Vitiello, anche lui subentrato, che non ha trovato il pallone. Un'altra occasionissima propiziata da Moscardelli, anche lui inserito nella ripresa. Qui cicca il pallone Sterchele, ma
disorienta comunque con questo intervento. Sì, assolutamente la sua uscita è stata provvidenziale, perché lì altrimenti Godes probabilmente sarebbe arrivato sul pallone e avrebbe potuto indirizzare la rete facilmente. Nel finale ancora tentativi per la squadra di casa, che ha visto da vicino l'ipotesi del terzo gol che avrebbe probabilmente sancito la sicura vittoria anche nella gara di ritorno. Moscardelli qui ha trovato un gol difficilissimo che però è nelle sue corde. Il tentativo ulteriore è arrivato con Godeas, ispirato benissimo da Moscardelli, qui bravissimo Padoin a non farsi disorientare da Godeas, e poi nel finale proprio è arrivato questa mischia rischiosissima con il fuorigioco di Bolic, ma sul colpo di testa di Vitiello ha rischiato la squadra di Viscidi di trovare il gol. A conferma insomma che la partita è ancora da giocare, vediamo sì, direi